Buongiorno Paolo. E le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa e dove lavora. Allora, sono Roberto Zaccagnini, lavoro come Talent Acquisition ed Employer Branding Specialist all'interno di Volkswagen Group Italia. Grazie Roberto, lei è qui perché la sua azienda ha deciso di partecipare al progetto Job Week Veneto promosso da Union Camere del Veneto con le Camere provinciali e il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. Ed è qui perché la sua azienda ha delle posizioni che propone a delle persone laureate under 30. Di che posizioni si tratta? Se può cortesemente dirci qual è il job title, le conoscenze richieste, le skill richieste, in modo tale da poter orientare le giovani generazioni eventualmente a candidarsi. Prego. Certo. Allora, noi attualmente abbiamo diverse posizioni di internship aperte, stiamo cercando persone da inserire all'interno dei nostri brand, quindi che seguono il nostro business, che sono divise nel mondo delle vendite, quindi tutto ciò che riguarda l'analisi del mercato, il mondo del marketing, suddiviso sia per la parte di product marketing che di digital marketing, e tutto il mondo anche che riguarda l'after sales. Anche al di fuori dei nostri brand cerchiamo comunque figure che possono operare nel nostro ufficio acquisti, nel mondo del press and PR o del controlling. Le skills più richieste, diciamo, possiamo dividerle in due aree, no? La parte delle soft skills, dove cerchiamo persone che abbiano un grande spirito di iniziativa, cerchiamo persone che portano un valore aggiunto, portino il loro contributo all'interno dei nostri team e di Volkswagen Group Italia. Cerchiamo poi persone con grande flessibilità perché le attività sono varie, si ha a che fare con tantissimi colleghi e poi c'è anche la modalità ibrida, no? Quindi si fa un'attività sia in smart working che in presenza. Per quanto riguarda invece le hard skills, essendo l'inglese la lingua principale del gruppo Volkswagen, è un requisito fondamentale averlo. E poi in base a quelli che possono essere i ruoli, noi chiediamo anche una grande dimestichezza con l'analisi dei dati, tant'è che anche durante l'iter di selezione noi andiamo a testare anche l'Excel, che è lo strumento base che comunque studenti o neolaureati possono apprendere durante il loro percorso di studi. Bene, grazie Roberto. In termini di provenienze disciplinari ci sono degli ambiti di maggiore interesse o a prescindere in qualche modo dalla provenienza disciplinare siete interessati a valutare le capacità, poi le skill delle persone? Certo, dipende molto dalle aree di inserimento. Cerchiamo persone che vengano da un percorso come data scientist, oppure per quanto riguarda l'economia, il marketing e anche profili umanistici che possono aver studiato lingue o psicologia. Molto bene, grazie. E il nome della sua azienda, Volkswagen Group Italia, lascia intuire di cosa vi occupate, però se può darci qualche ulteriore dettaglio sul core business, dove siete localizzati e quindi di cosa vi occupate. Certo, allora noi siamo localizzati a Verona, e qui è la nostra sede principale e siamo appunto Volkswagen Group Italia, siamo una consociata del gruppo Volkswagen e come tale noi importiamo e commercializziamo sul territorio nazionale 6 brand. Questi brand sono Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali. Molto bene. Adesso Roberto, una domanda difficilissima. Provi a darci un paio di buone ragioni per le quali un uomo o una donna under 30 con la laurea in tasca dovrebbe applicare proprio per una delle posizioni che voi proponete. Allora, mi vengono in mente due macro motivi. Uno riguarda sicuramente la nostra azienda e il settore in cui operiamo. Il settore dell'automotive è in costante cambiamento e la mobilità di domani sarà elettrica, completamente connessa e con la guida autonoma. La nostra azienda vuole essere leader di questo cambiamento, vuole essere leader di mobilità sostenibile a livello globale, tant'è che il gruppo Volkswagen si è posto degli obiettivi ben concreti da raggiungere e già nel 2025 punta a lanciare oltre 30 modelli 100% elettrici.
Per quanto riguarda invece quella che è la nostra esperienza di internship, quindi come Volkswagen Group Italia, il motivo per cui iniziare un percorso con noi è sicuramente l'esperienza sfidante di crescita che noi proponiamo ai nostri candidati. Non cerchiamo persone che vengano a fare il loro compitino, cerchiamo persone che appunto, come detto prima, portino un valore aggiunto, che possano collaborare gomito a gomito con i nostri colleghi all'interno dei nostri team per raggiungere quelli che sono poi gli obiettivi della nostra azienda. Bene, grazie Roberto per la chiarezza e per la precisione con cui hai illustrato le opportunità e vi auguro buon lavoro. Grazie a lei Paolo, buona giornata.